grazie davvero soprattutto per l'invito che mi avete fatto a partecipare a questa iniziativa che sempre, insomma, quando queste cose vengono dagli allievi, dagli studenti, fa sempre piacere partecipare, e per cui non ho potuto ovviamente dire di no all'invito. Cercherò oggi appunto di parlarvi di questo testo fondamentale nella letteratura mondiale del Novecento, che è il Processo di Kafka, un po' proponendovi appunto gli obiettivi che sono stati richiesti all'interno del ciclo, cioè di parlare del libro anche come, non soltanto come contenitore, diciamo, di letteratura, ma anche come oggetto materiale. E a questo proposito io infatti volevo partire subito mostrandovi uno strano oggetto, uno strano congegno, appunto, come definisce Kafka la macchina della colonia penale, che è l'ultima edizione critica del Processo. Se notate bene è una cosa un po' particolare, perché è un cofanetto dal quale fuoriescono tutta una serie di fascicoli. Questo è l'ultimo, poi vedremo più avanti tutta la storia anche delle edizioni critiche e cerchiamo di capire perché si è arrivato a questa scelta molto radicale, cioè di non presentare un volume, un libro, ecco. No, questo non è un libro, ma appunto un cofanetto che contiene tutta una serie di fascicoli separati, da quale contenitore noi possiamo estrarne uno, aprirlo e dopo vedremo anche che cosa ci troviamo. Quindi l'ultima edizione critica ha rinunciato del tutto all'idea di presentare come il libro il Processo. Non solo, questa è la sovrapposizione dei due, diciamo così, elementi tipografici che compongono questa edizione critica. Il facsimile del manoscritto di Kafka, lo potete vedere in alto, con tutte le sue correzioni anche. Uno studioso ha detto che Kafka correggeva perché si vedesse che cosa c'era scritto sotto. Questo è interessante. Cioè non cancellava del tutto la parola, ma tirava su una riga in modo tale che fosse possibile ancora leggere qual era la parola precedente. Sotto vediamo la cosiddetta trascrizione diplomatica, no? Quindi una trascrizione che cerca di rendere attraverso caratteri tipografici il contenuto del manoscritto con anche le sue cancellature. Questo è il famosissimo inizio, uno dei più famosi incipit della storia della letteratura. Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K. perché una mattina, senza che avesse fatto nulla di male, venne arrestato. Che è un po', si può dire, la tesi di fondo del romanzo, non fosse che questa tesi viene presentata in modo piuttosto strano, perché chissà il tedesco si accorge che qui c'è qualcosa di strano, il senza che avesse fatto nulla di male, che in italiano è congiuntivo che dipende dal senza che, quindi non è chiaro nell'esprimere con certezza che cosa sia successo. Lo è ancora più incerto nel tedesco perché c'è un congiuntivo che non ci dovrebbe essere. In realtà poteva dire tranquillamente, faccio un'ipotesi, il tedesco senza che aveva fatto nulla di male. Invece usa questo congiuntivo quasi a instillare un dubbio sul fatto che effettivamente Joseph K. fosse innocente o meno nel momento in cui arrivano quegli strani tipi la mattina ad arrestarlo il giorno del suo 30° compleanno. Quindi, ma non voglio entrare più a fondo in questo nel tema, appunto, di sostanze della sua stesura. Questo era un po', l'avevo pensato un po' come introduzione a tutto il discorso. Adesso entriamo un po' più nei dettagli più anche storici, se vogliamo. Inverto la sequenza che si fa tradizionalmente tra stesura e edizioni critiche
perché voglio parlare prima delle edizioni critiche e poi arrivare dopo alla stesura, a come Kafka scrive il processo, perché secondo me è meglio prima capire appunto tutti i vari passaggi e poi addentrarci, passaggi attraverso i quali noi arriviamo ad esempio a un testo finito, che è stato quello poi pubblicato da Max Brod, per poi invece tornare un pochino indietro, fare un passo indietro e vedere le fasi attraverso cui Kafka concepisce e scrive il suo romanzo. Allora, la prima, però qualcosa sulla stesura lo dico subito, altrimenti si fa male, ecco, faccio una piccola anticipazione. La stesura avviene tra l'agosto e, scusate, manca, ecco, agosto 1914, non si va all'indietro, e il presumibilmente gennaio 1915. Questa è la fase, sono i mesi in cui Franz Kafka lavora al processo oltre che a altre cose. Diciamo il suo testo principale in questi mesi è il processo. Nel gennaio, si suppone intorno al 20 di gennaio, prende la decisione definitiva di abbandonare il suo progetto. E che cosa fa? Lo lascia al suo amico Max Brod, il quale più volte già in precedenza gli aveva chiesto i suoi manoscritti, perché Kafka continuava a dire che lui se li avesse tenuti li avrebbe distrutti. Quindi Max Brod, che già aveva grande stima dell'amico come scrittore, lo costringe quasi a consegnargli che cosa? Kafka gli consegna una serie di fascicoli, in tedesco si usa la parola convolut, da cui il plurale è convolute, fascicoli di pagine, sono 161, sparse, fogli sparsi, ma raccolti all'interno appunto di questi fascicoli che sono tutti insieme da altri fogli, su cui in alcuni casi ci sono scritti dei, chiamiamoli titoli, anche se non è chiaro che Kafka intendesse quelle parole, sono indicazioni molto, molto brevi, ad esempio prima indagine, molto brevi, sembra più appunto un breve riassunto di che cosa ci sia dentro piuttosto che il titolo di un capitolo di un libro. Glieli lascia e gli dice tienili pure. Ovviamente finché Kafka sarà vivo, Max Brod non si azzarderà a pubblicarli. Perché? Perché l'amico gli ha detto che lui non li questo è un punto molto importante, non li considera come materiali pubblicabili. Secondo Kafka questi fascicoli, che appartenevano comunque anche nelle intenzioni dell'autore a un testo che aveva il titolo di Il processo, questo è sicuro, non erano degni di essere pubblicati. Kafka distingueva in modo molto preciso tra ciò che si poteva pubblicare e ciò che non si poteva pubblicare. Poi Max Brod ha pubblicato tutto, ma Kafka considerava alcuni testi pubblicabili, altri no. Ad esempio, la Metamorfosi, dopo molte esitazioni, Kafka la considera un testo che si può pubblicare. Il processo no, sul processo si è sempre espresso in modo negativo. C'è una frase molto famosa tratta dall'epistolare tra Brod e Franz Kafka del 1 agosto del 1919, in cui io l'ho tradotto un po' così, esiste una traduzione ma non ce l'avevo sotto mano, diciamo tradotto un po' all'impronta. L'espressione che usa Max Brod corrisponde più o meno: terminerò la cucitura del tuo processo di mio pugno. Gli dice più o meno questa frase, cioè che lascia intendere appunto un lavoro quasi di rammendo tra le varie parti, no? Questi capitoli, eccetera, eccetera, e tante altre cose. C'è però un aspetto, e qui mi vorrei soffermare per qualche secondo, molto importante riguardo al processo. Tutto ciò che ho detto più o meno potrebbe adattarsi a qualsiasi testo incompiuto della storia della letteratura. Testi incompiuti sono incompiuti perché l'autore a un certo punto, o per causa di forza maggiore o per volontà, ha deciso di non terminarli.
Qual è che differenzia il processo da credo qualsiasi altro testo in computer? Se avete altri esempi fatemi sapere, perché mi interesserebbe molto. Cioè, nei testi incompiuti cosa manca? Il finale. Nel processo noi abbiamo un finale. C'è un capitolo che si chiama proprio fine. Quindi le parti incompiute sono parti che stanno tra l'inizio e la fine. Era questo il problema che aveva Brut, cioè tirare fuori che cosa? Una storia, una trama coerente, non immaginarsi la fine, come di solito avviene. Come avviene ad esempio per gli altri due grandi romanzi incompiuti di Franz Kafka, vale a dire Il disperso e Il castello, di cui non abbiamo una fine, abbiamo una trama che procede in modo abbastanza coerente, che poi si interrompe. Qui abbiamo il contrario, abbiamo una fine ma non abbiamo una trama coerente. Quindi il problema di Max Brod è proprio questo. Cosa fa Max Brod? La scelta più importante è quella di distinguere tra capitoli compiuti e capitoli incompiuti. Nella prima edizione, quella del 1925, tralascia tutti i capitoli incompiuti e mette insieme, cuce insieme quei capitoli che lui, Max Brod, ritiene compiuti. In realtà poi, se li andiamo a vedere da vicino, non siamo certi che questi capitoli che Max Brod considera compiuti siano effettivamente compiuti, finiti. Sono poi altre edizioni, quella del 1935, presso la casa editrice Schocken, che era una casa editrice berlinese che poi si trasferisce a New York, presso la quale usciranno le opere complete, nella quale Max Brod per la prima volta inserisce anche i capitoli incompiuti, capitoli non finiti. Questa è, scusate, la tengo qui, questa è l'edizione che tutti hanno letto e conosciuto, su cui si basano la gran parte, tutte le traduzioni, molte quali ancora in commercio, in tutte le lingue, del processo. Quindi l'edizione attraverso la quale Max Brod Franz Kafka è diventato lo scrittore della letteratura universale che tutti conosciamo. Fino al 1990, quindi sono passati diversi decenni, in cui esce una edizione critica, una Kritische Ausgabe, che venne fatta ad Oxford, perché i manoscritti erano fino allora conservati ad Oxford, curata da Malcolm Paisley, esce presso la casa editrice Fisher, che è la casa editrice che poi aveva acquistato i diritti di opere di Kafka. Vedete già una piccola curiosità, cambia la grafia del titolo, sembra una piccola curiosità, in realtà è qualcosa di più di una piccola curiosità, poi lo vedete. Qual è la scelta che fanno Paisley e i suoi collaboratori? Nonostante loro avessero i materiali, perché li avevano in archivio, quindi potessero rendersi conto di ciò che invece la successiva edizione critica ha dato conto, Paisley decide di mantenere più o meno l'ordine dato da Max Brod. Cambia alcune cose, ma cose minimali, ad esempio divide in due il primo capitolo, fa qualche spostamento, ma diciamo mantiene quest'ordine e soprattutto cosa fa? Mantiene la distinzione tra capitoli incompiuti e Paisley chiama frammenti. Li presenta in forma manoscritta, fa dei facsimili appunto, delle riproduzioni fotografiche, con appena la trascrizione diplomatica. Proprio il fatto di vedere la trascrizione diplomatica mantiene anche tutte le correzioni, eccetera, eccetera, quindi non c'è un testo, ecco, testo no. È una scelta radicale, se ci pensate, è una scelta molto radicale, perché praticamente, cosa voglio dire? Noi, non soltanto noi che abbiamo fatto l'edizione critica, ma noi anche lettori non possiamo andare oltre questo. Qualsiasi operazione è un'operazione che non è nemmeno
potrebbe anche in qualche modo tradire la forma che aveva nel manoscritto all'inizio, però la filologia lo può fare. Però qualsiasi operazione non avrà mai una giustificazione basata su degli elementi testuali sufficienti per essere portata avanti. Il testo non ci dà nessuna sicurezza su tanti aspetti. Vedremo dopo anche, quando vi parlerò della stesura del testo, in che cosa si riflette poi questa assoluta mancanza di certezze relativamente al testo. E che cosa scrive Royce nella sua introduzione? Qual è la conclusione a cui arriva? Un'analisi precisa del lascito richiede a livello di macrostruttura di abbandonare la distinzione tra capitoli conclusi e non finiti. Ovviamente Kafka aveva fin dall'inizio l'intenzione di scrivere un romanzo, e questo è molto importante. Kafka non voleva scrivere un romanzo frammento. Lui voleva scrivere un romanzo che avesse una logica narrativa ben precisa, perché quello era il suo obiettivo, nel quale le unità più grandi avrebbero trovato posto, scusate, anche qui manca qualcosa, in un insieme più grande, ma ha abbandonato il lavoro in un momento in cui non esisteva nemmeno, la parola che usa Royce, un contorno, cioè un contorno intorno al quale inserire del contenuto. Da un manoscritto come il processo non è semplicemente possibile fare un libro, ma non soltanto un libro, appunto un libro con le pagine che sono rilegate, con una copertina, un indice, eccetera eccetera, no? Con tutti quelli che si chiamano anche i paratesti. No, un libro anche inteso è un libro che racconta una storia. Non è possibile nemmeno trarre una storia definitiva. Per cui l'unico modo che possiamo fare è questo, cioè l'unico modo in cui possiamo leggerlo, secondo Royce, è così. Lo prendiamo, è un'operazione ovviamente molto, molto affascinante perché ci dà direttamente l'idea anche di come lavorasse Franz Kafka e entriamo davvero nell'officina anche dell'autore. Però che cosa ci viene a mancare? Ci viene a mancare la possibilità di leggerci un racconto. Questo, secondo Royce, non è possibile e dobbiamo dimenticarci. Allora, qui già possiamo forse fare qualche breve considerazione. Ora, a mio parere forse è molto radicale la scelta di Royce, anche molto provocatoria probabilmente. Dovete tenere conto che le due edizioni sono uscite quasi, insomma, alle due edizioni si è lavorato quasi in contemporanea, l'edizione di Paisley e l'edizione di Royce, quindi c'è stata anche una certa competizione fra le due. A me viene da pensare innanzitutto che appunto quello che vi dicevo prima, no? Il processo è considerato uno dei grandi esempi di romanzo del modernismo, della moderne, che di per sé appunto ha una certa tendenza al oggetto. Quanto di questo era reale intenzione dell'autore e quanto è dovuto invece non a un'intenzione, diciamo così, di un tema, ma del processo stesso cui poi il testo ci è arrivato, quindi. Cioè, dove finisce l'uno e dove inizia l'altro, anche perché vedremo le due cose sono strettamente condizionate e combinate. Il processo come trama di romanzo e il processo di scrittura del testo stesso. Allora, parliamo del processo di scrittura. Com'è che nasce l'idea del processo? Questa, insomma, è storia della letteratura tedesca, quindi non dico nulla di particolarmente originale. L'idea del romanzo si sa fin dal bellissimo libro di Elias Canetti, The Andere Prozess, l'arte processo. Nasce poche settimane dopo la fine del fidanzamento con Felice Bauer, che è la prima
fidanzata storica di Franz Kafka, conosciuta nel agosto del 1912. Nel settembre del 1912 Kafka scrive il suo primo grande racconto, Il verdetto, la condanna, Das Urteil, sono questi due titoli in italiano, che dedica appunto a Felice Bauer e che è considerato il primo vero testo di Franz Kafka, cioè il primo testo in cui compaiono i temi più caratteristici della sua produzione: conflitto familiare, tema della colpa, eccetera, eccetera. Il primo vero testo di Kafka. Il breakthrough, disse un critico americano negli anni 50, di Kafka. Quindi, vedete, le due cose sono strettamente legate. L'amicizia e il rapporto, la relazione con Felice Bauer porta alla nascita, si può dire, dello scrittore Franz Kafka. Con Felice Bauer inizia vabbè, non stiamo qui a rimangare, inizia una relazione piuttosto complicata, anche perché i due si vedono pochissimo, una relazione per lo più epistolare, si scrivono lettere di continuo, ovviamente era il mezzo migliore per tenersi in contatto all'epoca. I due si vedono pochissimo, è un rapporto per lo più epistolare, che si trascina tra la decisione di sposarsi oppure no. Alla fine i due prendono questa scelta di fare questo passo. Lo compiono un finanziamento ufficiale il giorno di Pentecoste del 1914, 31 maggio. Solo che nel diario del 6 giugno noi troviamo questa annotazione, a Berlino, alla presenza della famiglia, insomma una cosa molto ufficiale. Ritornato da Berlino, venne legato come un delinquente. Se con catene vere mi avessero messo in un angolo con davanti i gendarmi e mi avessero lasciato guardare soltanto così, non sarebbe stato peggio. Vedete, già nel diario compaiono immagini legate a che cosa? Alla sfera dell'ambito giuridico, insomma della colpa e soprattutto di una persona che viene arrestata e messa in catene. Il fidanzamento ufficiale dura pochissimo perché nel frattempo, questo è stato ricostruito dopo, Kafka si era confidato con un'amica di Felice Bauer, che probabilmente era anche amante di Franz Kafka, Grete Bloch, sul fatto di non essere poi così sicuro di volersi sposare. L'amica cosa fa? Manda questa lettera a Felice Bauer dice a quel punto, lo so che si entra nella dimensione di pettegolezzo, però è importante per capire il romanzo. Felice Bauer richiama all'ordine Franz e dice: torna qui, ti devo chiedere alcune cose che mi ha detto Grete, rivediamoci e ne parliamo. Dov'è che avviene questo incontro che deve essere stato la signorina P.L. Bloch? La camera dell'albergo, il calore rimandato dal muro di fronte, cattivi odore, la cimice, difficile risoluzione di schiacciarla, la cimice. Ora, questo è considerato, diciamo così, l'origine di tutta la trama del romanzo, il tribunale nell'albergo. Cioè, probabilmente Kafka si è sentito appunto accusato, questo dialogo, questo confronto a cui partecipavano, come vi ho scritto, Felice, la sorella e Grete. Se pensate già alla trama del romanzo, insomma, se lo avete letto, sapete che le figure femminili svolgono un ruolo per nulla secondario di confidenti e di, come posso dire, appunto, attraverso i quali il protagonista si confronta anche sul motivo della colpa, per cui questa situazione viene, questa è l'opinione di chiunque e si fa fatica a dargli torto, trasposta nel romanzo. Però io vorrei dire qualcosa di più forse a questo proposito, perché cos'è che colpisce, secondo me, di questa frase, il tribunale nell'albergo? Noi abbiamo già
un elemento fondamentale del testo, che il tribunale non è in un edificio dove dovrebbe essere. Cioè il tribunale non è nel tribunale, appunto, nell'edificio predisposto a accogliere gli accusati, la difesa, eccetera, eccetera, per un dibattimento. No, è in un albergo. Kafka nel suo romanzo cosa fa? Traduce la lettera di questo pensiero, cioè che il tribunale non è nel luogo dove dovrebbe essere. Questo è un procedimento che noi ritroviamo sempre, molto spesso in Kafka. Ad esempio lo troviamo nella Metamorfosi, dove si dice appunto che Gregor Samsa viene trasformato in un insetto. A chi si riferisce questo insetto? Si riferisce a ciò che aveva detto il padre di Kafka dell'amico Isaac Loewy di Kafka stesso. Il padre di Kafka aveva definito quell'amico, che era un ebreo orientale piuttosto strano, attore teatrale al quale Franz si era legato intorno agli anni 10, disprezzato dal padre perché rappresentava appunto l'esempio contrario all'ebreo assimilato, un ebreo orientale che mostrava esteriormente ancora tutti i tratti tipici della tradizione antica, mentre il padre, come si sa, voleva distaccarsi da questa tradizione, e appunto lo definisce come con la parola ungezzifa, insetto, scarafaggio, che è la stessa parola che Kafka usa poi nel testo della Metamorfosi. Quindi la metafora diventa interpretazione letterale. Lo stesso avviene nella colonna penale. La colonna penale appunto è quella strano marchingegno che stampa sulla pelle dei condannati la colpa che hanno commesso e lo incide con uno strano congegno, un erpice. Che cosa si dice nella colonna penale? Perché deve essere fatto così? Perché il condannato deve conoscere sulla propria pelle, auf den eigenen Leib, la propria colpa. Ora appunto sulla propria pelle, conoscere sulla propria pelle si può dire una metafora, qui diventa contenuto letterale nel testo. Nel processo Gerichtshof, Tribunal, Gerichtshof nell'albergo diventa appunto non qualcosa di figurale ma di concreto, e i tribunali sono presentati dove? Non nell'edificio normale, ma all'interno di case di periferia, casermoni di periferia, dove non dovrebbero essere, dove non ci si aspetta di essere interrogati, in un luogo che non corrisponde. Qualcosa di più, c'è qualcosa di più in questa indicazione, c'è proprio un'indicazione quasi che noi possiamo prendere anche un'indicazione poetologica di come lavora Franz Kafka. Non è solamente il motivo che nasce in questa occasione, è anche proprio lo stile con cui poi scriverà Kafka il suo romanzo che riprende questa indicazione diaristica, il tribunale nell'albergo. Allora, poi va avanti. Dunque, eravamo più o meno alla metà di luglio, anche le date non sono, le date che ho trovato non sono tutte, quando avviene questo tribunale, 12-20 luglio, ci sono delle oscillazioni. Il 28 di luglio, annotazione del diario, se non mi salvo con un lavoro sono perduto. Kafka decide di ridedicarsi alla scrittura per superare il trauma della separazione da Felice. 29 luglio compare un appunto, una breve inizio di un nuovo racconto. I diari sono pieni di questi inizi che poi non vengono portati avanti, con un personaggio che si chiama già Joseph K. Però è un'altra storia. Joseph K., figlio di un ricco mercante,
Una sera, dopo un aspro diverbio con il padre, il quale le aveva rimproverato la sua vita dissoluta e aveva preteso che smettesse immediatamente, andò senza una precisa intenzione, soltanto per stanchezza e sentendosi poco sicuro, nella casa dei commercianti che sorgeva isolata nella zona del porto. Non è l'inizio del processo, ovviamente, è semmai un inizio che richiama testi precedenti, come appunto la condanna, in cui è centrale ancora la tematica del rapporto padre-figlio e il rapporto familiare, cosa che nel processo noi non abbiamo. Nel processo la famiglia non c'è la famiglia di Joseph K. C'è solo uno zio, probabilmente sostituto paterno, non ha voluto parlare del padre, ha inserito uno zio. Però, secondo me, anche qui faccio una mia ipotesi, è significativo del fatto che Kafka volesse in questo caso cercare nuove soluzioni narrative, volesse staccarsi un po' dai temi che lo avevano contraddistinto precedentemente, a partire dalla condanna e poi per seguire con la metamorfosi. Il 15 agosto, annotazione, da qualche giorno scrivo, possa durare. E si suppone che da qualche giorno abbia cominciato a scrivere e, su questo siamo abbastanza sicuri, abbia scritto l'inizio e la fine. Cioè, che cosa fa Kafka? Dal momento che lui aveva già alcuni progetti di romanzi interrotti, tra cui Disperso, a cui stava continuando a lavorare ogni tanto, ma che non riusciva a finire, cosa dice? Non riesco a finire, il mio problema è finire, arrivare alla fine. Questa volta scrivo l'inizio e la fine, in modo tale che questo problema non l'avrò. Dovrò solamente occuparmi di ciò che sta nel mezzo. È per questo che noi abbiamo la fine del processo. Oltretutto una fine bellissima. E poi quindi scrive quasi di getto probabilmente l'inizio e la fine e poi deve scrivere i capitoli, ciò che ci sta nel mezzo. La prosecuzione dell'inizio gli viene abbastanza bene, continua a scriverlo con una certa costanza, tant'è che verso il 21 agosto annota il diario: bene, sono contento, il lavoro al processo sta andando bene, tant'è che mollo tutti gli altri testi e mi occupo solo questo, lo finisco. Verso ottobre però si blocca, tant'è che sarà costretta a prendere alcuni giorni di riposo dal lavoro per potersi dedicare esclusivamente alla scrittura, che vennero riempite lentamente a poco, talune persino quando la costruzione della muraglia era data per compiuta. Anzi, ci sarebbero ancora vuoti che non furono mai colmati, ma può darsi che questa affermazione faccia parte delle numerose leggende sorte intorno alla costruzione che il singolo, data l'estinzione del lavoro, non può controllare coi propri occhi e con la propria misura. Ora si dovrebbe presupporre che in ogni riguardo sarebbe stato più vantaggioso costruire di seguito, o almeno di seguito entre due tratti principali. Tant'è vero che, come corre voce e come è noto, la muraglia doveva servire da difesa contro i popoli del nord. Ma come può difendere una muraglia che non sia costruita senza interruzioni? Anzi, un muro così non solo non può difendere, ma la costruzione stessa è in continuo pericolo. Le parti di mura abbandonate in regioni deserte possono essere sempre demolite con facilità dai nomadi, tanto più che allora, spaventate dalla costruzione della muraglia, mutavano sede come cavallette con inconcepibile rapidità e perciò avevano forse una migliore visione dei progressi del lavoro di quanto non l'avessero noi costruttori. Ciò nonostante, la costruzione non poteva probabilmente essere eseguita altro che così. Ora, punto. Noi adesso che sappiamo tutto questo, leggiamo durante la costruzione della muraglia cinese e diciamo: ah, ma non sarà che sta parlando della scrittura del processo? È molto probabile, però per molto tempo noi non le sapevamo queste cose, ci eravamo immaginato che durante la costruzione della muraglia cinese riguardasse tutt'altro, si erano fatte tutt'altre supposizioni. Ripeto, non abbiamo nessuna certezza che Kafka volesse proprio dare questa rappresentazione del suo lavoro al castello, tra l'altro il racconto di un paio d'anni successivo, del 1917. Però
È sorprendente la somiglianza con la quale viene descritta il lavoro della costruzione della muraglia cinese e il modo in cui è avvenuto il processo di scrittura di Franz Kafka. Allora, ho parlato di processo di scrittura, alludendo al fatto che il romanzo e la sua stesura siano strettamente collegati tra loro, tant'è che questo collegamento a volte emerge quasi come il fiume carsico anche all'interno del testo. Cioè ci sono dei momenti in cui la parola processo, noi non siamo sicuri se si riferisca al processo che dovrà, in realtà compiutamente non lo vivrà mai Joseph K, ma insomma a cui dovrà essere sottoposto Joseph K, o il processo della scrittura. Nel capitolo alla fine, questo è un esempio spesso ripreso. Cosa pensa Joseph K mentre viene portato dai due signori vestiti, non si sa perché, come tenori, a essere condannato a morte nella cava? Che cosa pensa? Dovrei forse dimostrare che nemmeno un anno di processo è stato sufficiente a istruirmi? Devo andarmi da persona scarsa di comprendonio? Si dovrà poter dire che al principio del processo lo dovevo portare a termine e ora, alla fine, lo voglio ricominciare di nuovo? Non voglio che si dica così. Sono grato che per questo cammino mi abbiano assegnato questi signori mezzo muti, privi di intelligenza, che mi hanno affidato il compito di dirmi da me quanto occorre. Ricordate, queste parole sono state scritte dopo che forse aveva iniziato a scrivere il romanzo, aveva scritto il primo capitolo per contraddistinguere i fascicoli, però se li leggiamo a me non mi pare che possano essere adatti a definire un capitolo, perché sono tra l'altro tre vicende molto diverse fra di loro, quelle a cui si riferisce: l'incontro con l'avvocato, l'incontro con l'industriale, l'incontro con il pittore. Sarebbero in realtà tre capitoli ben distinti fra loro. Quali giornate lo aspettavano? Avrebbe trovato la via che attraverso tutto portava a buon fine, cioè concludere il processo. Una difesa accurata, tutto il resto era assurdo, non implicava forse la necessità di ritirarsi possibilmente da tutto il resto? Avrebbe superato felicemente ogni cosa? Poteva riuscire a farlo rimanendo nella banca? Infatti non si trattava soltanto della comparsa per la quale sarebbe stato sufficiente un periodo di permesso, benché una richiesta di permesso proprio allora rappresentasse un grosso rischio, ma si trattava di tutto un processo del quale non si vedeva la fine. Quale ostacolo era venuto improvvisamente a tracciare la sua carriera? Ecco, queste parole, molto probabilmente, questa parte qui è stata scritta nel momento in cui, a ottobre del 1914, Kafka medita sull'opportunità di prendersi qualche giorno di vacanza. La necessità di ritirarsi possibilmente da tutto il resto? Poteva riuscire a farlo rimanendo nella banca? Oppure doveva appunto prendersi qualche giorno di permesso? Dal capitolo Nel Duomo. Lo sai che il tuo processo va male? Domandò il sacerdote. Pare anche a me. Mi sono dato da fare, ma finora senza risultati. Vero è che non ho ancora pronta la comparsa. Come ti figuri la fine? Prima credevo che dovesse finire bene, rispose K. Ora ne dubito qualche volta io stesso. La fine, ovviamente la fine la conosce Kafka, sa, diciamo la fine di tutto il processo di scrittura si intende quello, cioè come arriverai a finire il tuo romanzo. Non so come finirà, lo sai tu? No, ma temo che finirà male. Ti considerano colpevole. Il tuo processo non passerà forse al di là di un tribunale inferiore. Perlomeno si reputa ora che la tua colpa sia provata. Ora, appunto, se noi lo leggiamo come riflessione sulla propria scrittura, noi potremmo fare anche altre ipotesi, cioè che sono state fatte del resto, che Kafka considerasse appunto una colpa la sua stessa incapacità di portare a termine un testo. Kafka, sappiamo, si poneva dei modelli molto ambiziosi da questo punto di vista, e anche per questo secondo me non regge fino a fondo l'idea di Kafka scrittore del moderno dell'opera aperta. I suoi modelli erano Goethe, Flaubert,
Dostoevskij. Diciamo i più grandi narratori, appunto, i più capaci narratori del grande romanzo borghese, maestri dal punto di vista della forma ineccepibili. Probabilmente Kafka non si sentiva a questo livello, sapeva di avere delle difficoltà, è una persona molto consapevole anche dei propri limiti, tant'è che, come vi ho detto, teneva ben presenti quali fossero i testi da pubblicare e quelli da non pubblicare. Quindi probabilmente anche qui un sentirsi in colpa per non riuscire a raggiungere un livello nella scrittura, che era poi quello che più interessava a Kafka, tale da consentirgli di raggiungere i suoi modelli. Allora, nel romanzo non c'è solamente questo tipo di riflessione, che, voglio dire, è anche abbastanza comprensibile, insomma, cioè anche abbastanza ci si può aspettare, appunto, che si faccia questo tipo di riflessione all'interno di un'opera, che l'opera mediti su se stessa. È sicuramente un aspetto molto originale e interessante. Nel processo, cioè nel romanzo stesso, compaiono anche, così almeno è stato individuato molto dopo, alcune riflessioni sulla possibilità di interpretare un testo letterario. Anche qui si tratta di qualcosa che noi abbiamo scoperto in tempi relativamente recenti, però ci sono dei momenti in cui Kafka, oltre che riflettere sulla possibilità di portare a termine il suo testo, riflette anche sulla possibilità di interpretarlo. Non solo, riflette anche sul modo in cui verrà interpretato il romanzo stesso. Siamo nel penultimo, forse, capitolo, dunque in una posizione che si troverebbe abbastanza in là nella trama, nella vicenda, in una posizione dunque in cui si dovrebbe arrivare a certe conclusioni, o a conclusioni certe, anche se le conclusioni a cui si arriva non lo sono affatto, che è il capitolo nel Duomo, in Dom. In questo capitolo cosa succede? Succede che Joseph K., che si trova lì per tutt'altro motivo, dovrebbe incontrare un signore per lavoro, quindi non è un incontro che lui fa per la questione che più fino a quel momento lo assilla, cioè il suo processo, ma per questione di lavoro, un signore italiano. Questo incontro è però a livello del testo solamente una scusa per poi arrivare a un incontro più importante che avviene nel Duomo con il cappellano delle carceri. Quindi il cappellano, dunque una figura legata alla dimensione, alla sfera religiosa, ma non solo, anche alla sfera della colpa, della legge. Quindi una figura che interpreterebbe molto bene quel connubio tra tema religioso e tema della colpa, che è uno dei temi fondamentali. Il cappellano infatti conosce Joseph K., lo chiama a sé, e come si è visto dal brano che ho precedentemente citato dello stesso capitolo, gli chiede come stia andando il suo processo. Avete visto
è una frase, un'affermazione, una domanda piuttosto ambigua, perché potrebbe riferirsi a entrambi i processi. Per spiegargli la sua situazione gli fa però qualcos'altro, il cappellano. Gli racconta una storia, racconta la leggenda davanti alla legge. Davanti alla legge l'unico testo, l'unica parte del romanzo è una parabola a sé, che infatti poi verrà pubblicata, l'unica parte ufficialmente pubblicata da Franz Kafka in vita, prima in rivista, poi anche nel volume Un medico di campagna. Quindi in base al ragionamento che ho fatto prima, l'unica parte che Kafka stesso considera compiuta, o perlomeno pubblicabile. E la storia, per chi non la conosce, è piuttosto semplice, anche se piuttosto strana al tempo stesso. Racconta di un uomo di campagna che si reca davanti alla legge, e qui di nuovo come se la legge fosse un edificio, cioè la legge viene trasformata, non è un'entità astratta, ma viene resa concreta come un edificio della sua situazione. Cosa avviene? Avviene, potremmo dire, quasi una sfida interpretativa tra il guardiano, tra il cappellano e Joseph K. Joseph K. prova a interpretare la sua storia, la storia che ha sentito. Dunque il guardiano ha ingannato quell'uomo, concluse subito K., che si era molto interessato al racconto. Non precipitare, lo invitò il sacerdote, non accogliere l'opinione altrui senza averla vagliata. Non accogliere l'opinione altrui senza averla vagliata, cosa che dovremmo spesso fare, appunto, quando interpretiamo i testi letterari, no? Se troviamo qualcosa, un'opinione altrui, dobbiamo sempre verificare che questa opinione poggi su basi scientifiche certe. Appunto. Io ti ho raccontato la storia alla lettera come scritta, d'inganno non si parla affatto, ma è evidente, dichiarò K., e la tua prima interpretazione era giustissima. Il guardiano ha detto parole liberatrici solo quando non poteva più giovare all'uomo. Prima non era stato interrogato. Considera inoltre che era stato un guardiano e come tale ha fatto il suo dovere. Perché credi abbia fatto il suo dovere? Non l'ha fatto. Vedete? C'è proprio uno scontro interpretativo tra due voci che reclamano la maggiore autorevolezza nell'interpretare la storia. Il suo dovere era forse respingere tutti gli estranei, ma avrebbe dovuto lasciare entrare l'uomo cui l'ingresso era destinato. Non vi ho detto il finale, non so se la conoscete, alla fine l'uomo non entrerà mai nella legge. E qui è una frase centrale, non hai abbastanza rispetto della scrittura e modifichi il racconto. Cioè, tu nel momento in cui interpreti, o meglio sovrainterpreti, mostri di non avere abbastanza rispetto della scrittura. Salta un passaggio in cui il cappellano spiega questo suo pensiero e vado avanti all'altra affermazione fondamentale. K. replicò: tu conosci la storia meglio di me e da più tempo. Tacquero un po', poi K. riprese. Vedete, il cappellano non dice sì o no, non dice è vero, io la conosco da più tempo. Il fatto di conoscere la storia meglio di qualcun altro da più tempo non è di per sé un segnale di avere una appunto, maggiore autorevolezza interpretativa. Tu credi dunque che l'uomo non fu ingannato? Non fraintendermi. Lui non crede, appunto, ribatte il cappellano. Io ti indico solo le opinioni che si hanno in proposito. Non devi badare troppo alle opinioni. Lo scritto non muta e spesso le opinioni esprimono soltanto la disperazione che ne consegue. In questo caso esiste persino un'opinione secondo la quale l'ingannato è proprio il guardiano. E va avanti, insomma. Allora, perché è così interessante, appunto, se noi richiamiamo un po' alla mente anche la storia interpretativa del processo, la storia della sua ricezione? E il fatto che un po' è avvenuto questo, cioè questo testo che è così, forse più per circostanze materiali che non per la volontà e l'intenzione del suo autore, così aperto, così indefinito
nel suo significato, è stato appunto interpretato, è stato tirato da più parti. Si può dire che tutte le più importanti correnti interpretative e filosofiche hanno dato un'interpretazione diversa del processo, in molti casi anche l'una contraddittoria dell'altra, e al termine di questa storia della ricezione, al termine, diciamo, in una fase più avanzata, a partire più o meno dagli anni 70, si è ritenuto che queste interpretazioni fossero tutte in qualche modo insufficienti, che appunto che fossero solamente opinioni che esprimevano appunto una disperazione derivante dal fatto che non ci si potesse avvicinare fino in fondo a questo testo, bisognava sempre ripartire, e che in sostanza rischiavano di fare che cosa? Tradire lo spirito della scrittura del testo. Infatti qui arrivo alla conclusione più o meno e vi parlo un po' dell'interpretazione. Vedete, già Max Brod dà un'interpretazione con due possibilità del processo, a pochi anni di distanza. In realtà non vi parlerò tanto dell'interpretazione, vi parlerò appunto di Orson Welles, che io considero una parte fondamentale del processo di ricezione del testo. La prima ipotesi, per la verità, Brod non la presenta come un'ipotesi, la presenta come una certezza, lui è sicuro di questo, è che il processo sia un testo religioso in senso ampio, non necessariamente riferito alla religione ebraica, religioso. Nella postfazione al castello del 26, quindi non nella postfazione al processo, indica il tribunale, cioè appunto il luogo fondamentale del processo, e la grazia, il tema del castello, come le due incarnazioni della divinità. Cioè, secondo Brod, processo e castello sono una sorta di dittico religioso nel quale nel primo viene espresso come tema il tema del tribunale e nel secondo invece il tema della grazia. Pochi anni dopo, 1933, quindi dopo la presa del potere di Adolf Hitler, quando si comincia appunto a vedere in giro sempre più le SS e le SA e cominciano i loro arresti, allora Brod dà il via a un tipo di interpretazione che ha avuto molta fortuna anche tra personalità piuttosto importanti come Hannah Arendt, in parte anche Adorno, che a noi ci sembra forse un po' ingenua, perché insomma è sempre da dimostrare fino a quando i testi letterari sono come delle sibille che prevedono il futuro, insomma forse non è quella la loro intenzione principale, però appunto vede il processo come l'anticipazione di ciò che sarebbe venuto pochi anni dopo. Cioè, vedete, il mio amico aveva già previsto tutto. Joseph K., arrestato da innocente, diventa il simbolo dell'ebraismo, ma non per la sua innocenza, ma per il suo oscuro e misterioso senso di colpa. Questo è quello che dice Max Brod in un articolo del 1933. Ora, ci sono anche altre testimonianze molto autorevoli di questa idea che il processo non fosse altro che una prefigurazione di ciò che sarebbe avvenuto, cioè che Franz Kafka avesse appunto avuto una visione quasi profetica della realtà dell'Europa degli anni 30 e 40. L'altro famoso è André Gide, che in una pagina diario del 42, mentre sta per fuggire dalla Francia e andare in Tunisia, annota nel diario, parlando di tutte le complicazioni burocratiche che c'erano, procurarsi il visto, fare questo e quest'altro, insomma si trova
catapultato in un mondo estremamente complicato e scrive Tu sei là tra i Kafka. Tutto questo molto Kafka. Gide che nel 1947 mette in scena una riduzione teatrale del processo e appunto avrà molta fortuna, e su questa idea è basata anche molto della trasposizione di Orson Welles cinematografica. Io appunto prenderei la trasposizione di Orson Welles, volendo, secondo me si può fare nella maggior parte dei casi trasposizione cinematografica, non soltanto appunto come un modo per, Hans Robert Jauss definisce appunto ricezione produttiva, cioè la ricezione che produce qualcosa di nuovo, perché Orson Welles, che pure nelle interviste dice io non mi interessa tanto che cosa si dice di Kafka, mi interessa farci un film, però lavora consapevolmente con alcuni topoi della ricezione kafkiana. E in un certo senso non è quindi più una questione di tradimento della lettera. Non ci interessa vedere appunto come all'interno del testo cinematografico di Orson Welles vengano innestati vengono ampliati, il testo venga ampliato di alcuni elementi che non sono nel testo, ma sono già facenti parte della sua ricezione. Tant'è che un aspetto piuttosto curioso di questa trasposizione è che in genere trasposizioni cinematografiche cosa fanno? Riducono, si chiamano, non a caso un sinonimo è una riduzione cinematografica, cioè dicono meno di ciò che si trova nel testo, perché il film ha meno spazio per esprimere ciò che viene detto all'interno di un romanzo, per cui si è costretti a tagliare, no? Welles introduce invece cose nuove, quindi è costretta a dire di più, perché è costretta a fare che cosa? Riempire quegli spazi vuoti che ci sono nel testo. Posso fare una domanda io intanto che Sì. se un altro si Se offre. riesci a venire qui dal microfono così si sente meglio, grazie. Allora, la mia domanda è questa. Giustamente tu hai fatto riferimento, diciamo così, alla questione dell'appartenenza di questo testo al modernismo, no? E una tendenza critica, perché il problema dell'interpretazione non riguarda soltanto le interpretazioni che ci hanno preceduto, ma anche le nostre proprie, no? Allora, uno dei problemi della critica del modernismo è proprio il fatto che per molto tempo questi testi, siccome sono testi fortemente soggettivi, sono testi che hanno questa qualità di frammento così diffusa, sono stati, come dire, presi un po' come se sostanzialmente questi testi non avessero niente dietro, o comunque come se questi testi rompessero in maniera così forte con la tradizione, per cui a un certo punto al centro dell'interpretazione c'è il testo e l'autore. Ma in realtà diciamo che la critica più recente ha fatto vedere come gli autori del modernismo hanno dietro in realtà un retroterra, tutta una serie di questioni, di autori, di problemi con cui dialogano. Quindi la mia domanda è questa: quali sono i problemi, le questioni, gli autori, i modelli con cui questo testo dialoga, cioè nel senso, nelle intenzioni d'autore, voglio dire. Grazie. Sì, non so, ecco, forse non parlavo proprio, si sentiva però. Ah, ok. Bella domanda. Lo possiamo è un'idea, cioè quali sono le fonti, diciamo, No, fonte non lo voglio dire. No, fonti, diciamo i modelli? No, diciamo il dialogo intertestuale, mi piace più dire così, perché fonte proprio io l'ho abolita dal mio vocabolario. Sì, ora appunto, sì, forse dovrei farla anch'io in effetti. Però anche la parola, perché ho qualche dubbio sulla parola modelli, capisci? Va bene. Sì, ma poi allora diciamo che ovviamente il problema anche con Kafka è un autore che ci dà pochissime indicazioni su cosa volesse fare, ecco.
Per fortuna ogni tanto nei suoi testi li mette così in modo cifrato, con certe indicazioni poetologiche, per cui noi possiamo ricostruirle più semmai dai suoi testi che non dai... Kafka leggeva di tutto, leggeva i grandi, ho fatto prima riferimento a Flaubert, Goethe, ma anche Dostoevskij. Ovviamente Dostoevskij è molto probabilmente un modello, stato un modello, credo che negli stessi mesi legga le lettere di Dostoevskij, mi pare, il Delitto e Castigo l'aveva letto nel 1912. Sicuramente lo legge, ma legge anche tanta letteratura, oggi si chiamerebbe di serie B. Ad esempio nella Colonia penale probabilmente è stato ispirato da un testo di un autore, adesso non mi ricordo mai di la verità, testo insomma di una letteratura diciamo quasi che si richiama modelli quasi di sadistici, nel senso che dei Sade, che è il Giardino dei Supplizi, ora non mi ricordo. Sì. Tu lo conosci forse? Sì, le giornate dei Supplizi. Come si chiama? Mirbeau. Grazie. Mirbeau, sì. Che ha letto, che Kafka ha letto. È interessantissimo. Grazie. Per cui c'è di tutto e di più, però fino a che punto poi noi possiamo davvero utilizzarli come modelli è davvero difficile. Io ho un po' l'impressione che, come ho detto, ci siano dei modelli nel senso di modelli a cui lui tende ad arrivare, che gli servono da esempio. Uno su tutti Goethe, lo dice continuamente nei suoi diari, ma che questi modelli gli provocano una sorta di, a un certo punto, di reazione dal quale lui si distacca, dal quale lui, consapevole del fatto che sono dei modelli irraggiungibili, cioè che lui vuole raggiungere ma che non potrà mai arrivare, gli provocano una sorta di distacco. Faccio un esempio, per forse che potrebbe... Goethe, Kafka va in Italia nel 1911, 13, e ripercorre più o meno la tratta che aveva fatto Goethe nella prima parte del suo viaggio. Al di là del fatto che non ci dice nulla nei diari, perché ovviamente sarebbe stato troppo goetheano, ma vediamo appunto un comportamento completamente diverso rispetto a quello di Goethe, nonostante lui faccia anche delle deviazioni che tipo va a Malcesine per sedersi sulla panchina dove si era seduto anche Goethe, quindi lo fa consapevolmente, ma tende anche a rifiutare questa identificazione. Quindi è un rapporto con questi modelli, fino a quanto sia intertestuale, anche questo io ho qualche dubbio, cioè che ci siano proprio dei riferimenti intertestuali, però c'è un rapporto che è insieme di ammirazione e distacco, che potrebbe effettivamente essere qualcosa di veramente moderno da questo punto di vista. Non so se tu sei d'accordo. Sì, allora il modello vorrei chiarire che io intendo al di fuori da ogni senso di esemplarità. Quando dico modello io parlo del discorso della scrittura, del genere, dei modelli formali, non del modello irraggiungibile, no, quello assolutamente cioè, non è nel... Allora sono quelli Flaubert sicuramente, anche per il discorso del Erlechterede, dell'indiretto libero, sicuramente, che lo riprendo. No, comunque molto Kleist dice a un certo punto, Kleist parla attraverso di me come se fosse una zampogna vuota. Ma un po' di veramente tanti, però non è appunto, cioè, secondo me in certi casi si tratta più appunto di modelli a cui lui tende in modo come che sono importanti, però secondo me sono importanti per definire anche l'ambizione di Kafka scrittore, per cui nel momento in cui lui ci dice questa cosa qui non va bene, questa cosa qui non funziona, è perché secondo me non raggiunge un livello formale che noi
appunto potremmo definire in linea con l'idea classica appunto di letteratura, perché le cose che lui pubblica sono cose perfettamente concluse, hanno una certa, come posso dire, perfezione formale, mentre le cose più imperfette su quali invece la critica modernista si è tanto appassionata sono quelle che lui ha rifiutato. Questo secondo me è significativo. E poi è anche un po' tipico del gioco modernista, no? Gli autori modernisti hanno sempre due facce, no? Una verso la tradizione e l'altra verso Una curiosità ce l'avrei io. Oggi si parla abbastanza spesso di affiancare ai testi letterari dei lavori grafici. Io ricordo, e non ricordo assolutamente né l'autore né la rivista dove l'ho letto, una graphic novel proprio sul processo. Forse quella di Milo Manara. Qua? Milo Manara. Ecco Milo Manara. E l'ho trovata molto affascinante. Sì, sì. E la domanda era questa qui. Kafka viene aiutato da un accompagnamento grafico oppure qualcosa che... Per esempio ho visto anche delle illustrazioni che narravano i Promessi Sposi. Beh, non aggiungevano e non toglievano assolutamente niente. Invece la sensazione che ho avuto leggendo la graphic novel di Manara, ho avuto la sensazione di qualcosa che aiuta a capire. Sì, perché alla fine appunto come viene prova a spiegare un testo come quello di Kafka si è costretti anche ad aggiungere qualcosa di senso. Però attenzione a un aspetto anche sul legame con il mondo dell'immagine. La scrittura di Kafka si è scritto moltissimo perché appunto la scrittura di Kafka ha questa qualità, no, di trasformarsi in immagine molto forte, appunto. Davanti alla legge c'è un guardiano, questa legge che diventa un edificio, è un'immagine molto forte, però si riportano sempre le frasi, parole che Kafka disse nel momento in cui doveva uscire la prima edizione della Metamorfosi e Kafka doveva illustrare la copertina Ottomar Stark, disse assolutamente che non si mette in testa di disegnarci un insetto. L'insetto non si deve vedere, disse questa. Ora questa è stata interpretata, e forse non è tutto torto, come quasi un riflesso dell'idea del Dio di cui non ci si può fare nessuna immagine, no? Anche questo potrebbe essere una spiegazione per cui non ci si può fare immagine di ciò che viene della scrittura. Però effettivamente anche qui c'è in Kafka ci sono delle bellissime trasposizioni in graphic novel, anche quelli di Robert Crumb sono molto interessanti, è stato spesso adattato graphic novel, e c'è appunto come posso dire, anche qui spesso si realizza appunto un gioco molto interessante tra la qualità visiva della scrittura di Kafka e ciò che poi viene tradotto in immagine realmente. Anche qui ci sono... lo stesso Orson Welles cosa fa? Traduce l'immagine alla fine. Allora io direi che possiamo concludere qua, la ringrazio ancora e vi invito al prossimo appuntamento che sarà il 3 febbraio e sempre alle 5 avremo un nostro ospite, lo scrittore Tiziano Scarpa, che ci parlerà delle relazioni pericolose di Charles de Lacroix. E grazie per essere state qui e buona serata. Infatti non voglio assolutamente... Grazie.